Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Cieli e Terra Nuova, al numero 11. Cieli e terra nuova, il Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà. Tu sei figlio di Dio e dai la libertà, il tuo giudizio finale sarà la carità. Cieli e terra nuova, il Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà. Vinta sarà la morte, in Cristo risorgere, e nella gloria di Dio per sempre noi vivere. Cieli e terra nuova, il Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Questa mattina abbiamo la gioia e la grazia di commemorare tutti i fedeli defunti dell'ordine francescano, quindi del primo, del secondo, del terzo ordine, ma molto di più, anche di tutti gli amici, benefattori e parenti defunti. Diventa questa l'occasione per unire insieme e rendere lode a Dio coloro che ci hanno preceduti nel cammino verso il regno di Dio, verso il volto del Padre. Fiduciosi allora anche noi ci mettiamo alla sequela di coloro che ci hanno preceduto sulle orme che ha lasciato Gesù e fiduciosi chiediamo all'inizio di questa celebrazione il suo aiuto e il suo perdono. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati con la morte e risurrezione del tuo Figlio, sii misericordioso con i nostri fratelli, sorelle, parenti e benefattori defunti. Quando eravamo in mezzo a noi, essi hanno professato la fede nella resurrezione, e tu dona loro la beatitudine senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia
correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abiterò per sempre nella casa del Padre. Abiterò per sempre nella casa del Padre. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Abiterò per sempre nella casa del Padre. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Padre. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Padre. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato. Questa è una certezza che ci accompagna oggi, in cui celebriamo appunto la commemorazione di tutti i defunti dell'ordine serafico, insieme a parenti, amici e benefattori. Ma commemorare è proprio quell'azione che noi facciamo assieme di memoria. Cioè ci ricordiamo, ce li portiamo davanti agli occhi per considerare, guardare, vedere ciò che hanno compiuto e imitarne la fede. Nel momento in cui appunto anche noi, sull'esempio di coloro che ci hanno preceduti, ci mettiamo ad agire come loro hanno agito, ecco che diventiamo parte di quel popolo di Dio che il Signore ha scelto, ha voluto e ha redento con la sua risurrezione. Diventiamo quell'unione, quella comunione, quell'insieme di fedeli che insieme camminano verso il regno dei cieli. Perché nulla vada perduto di colui che l'ha voluto, ha mandato il Figlio proprio perché nessuno vada perduto. L'unico modo è non volerlo, volerci allontanare in ogni caso dall'amore misericordioso di Dio.
Ma noi vogliamo seguire il Signore, vogliamo cercare di metterci alla prova, anche se dovessimo cadere, anche dovessimo inciampare, diventiamo come quei fedeli che sono messi alla prova, purificati nel crogiuolo. Abbiamo errato, chiediamo l'aiuto e il perdono del Signore e insieme diventeremo più luminosi, più brillanti, diventeremo segno e testimonianza, perché come è vero che noi guardiamo a coloro che ci hanno preceduti perché sono davanti al volto di Dio, così ci auguriamo di essere noi un giorno quell'esempio luminoso per chi viene dietro di noi. Abbiamo lasciato un segno, ecco, questa dovrebbe essere la domanda che ci accompagna oggi. Stiamo lasciando un segno per coloro che viene dopo di noi, di fede, di speranza, di carità, di sequela del Signore? Immagino di sì, e se non ci siamo possiamo ancora migliorare. Abbiamo un ampio margine di miglioramento, possiamo sempre fare un pochino di più, un pochino meglio, ma con il desiderio di arrivare tutti insieme davanti al volto di Dio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta che ti presentiamo per tutti i tuoi fedeli che riposano in Cristo, perché liberati per questo mirabile sacrificio dai vincoli della morte, ricevano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, di Roberto, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati da quell'unico Spirito che il Signore Gesù ci ha lasciato in dono, quello Spirito che crea unione e comunione con coloro che ci hanno preceduto, fiduciosi diciamo insieme: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento pasquale ci hai uniti al tuo Figlio, vincitore del peccato e della morte, fa che i nostri fratelli, sorelle, parenti e benefattori defunti, liberi da ogni colpa, partecipino alla gloria del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Andrò a vederla un D 171.
andrò a vedere in cielo Maria mia, andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amore, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla andrò a vederla è il grido di speranza
finanziamenti di Next Generation sono fondamentali, aiutano in maniera significativa progetti che lavorano a colmare il divario digitale che si vive nelle scuole d'Italia e soprattutto del Sud. Con orgoglio abbiamo portato il Veneto in alto. E continueremo a farlo con coraggio e visione. Il 23 e il 24 novembre, alle elezioni regionali, scegli Alberto Stefani presidente, il simbolo della Lega. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Rive, la rassegna internazionale di viticoltura ed enologia. 5, 6 e 7 novembre, Fiera di Pordenone. Registrati gratis su expolive.it.